Questo straordinario museo a cielo aperto si trova a Brendola, in provincia di Vicenza, all'interno della proprietà privata di Giancarlo Marin, lungo le pendici che portano alla Rocca dei Vescovi sui Colli Iberici. Tra i rami e l'erba appaiono loro, giganti d'acciaio che un tempo hanno scosso la terra, carri armati, aerei e pezzi d'artiglieria della seconda guerra mondiale riposano qui, trasformati dal tempo in monumenti silenziosi. Non sono trofei di guerra, ma testimoni muti di una storia che non dobbiamo dimenticare. Passeggiare tra questi mezzi evoca riflessione. È un contrasto potente, la durezza del metallo bellico immerso nella dolcezza del paesaggio veneto. Un promemoria costante del prezzo della libertà e dell'ingegno umano applicato ai momenti più bui del Novecento. I guardiani di Brendola restano lì, a vegliare sulla valle. Se tendete l'orecchio, tra il vento che soffia sui colli, potrete quasi sentire l'eco dei motori e le voci del passato. Perché la storia, per restare viva, ha bisogno di essere respirata così, all'aria aperta, passo dopo passo.